Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, buongiorno a Max Del Papa. Buongiorno. Che è qui in studio questa mattina e che ringrazio. Max, questa mattina Auto da Fè ospita in realtà il tuo Schiavi in Tour, una lettura drammaturgica che hai tratto dal tuo libro Schiavi, poi sul post nella pagina Facebook della radio ci sono tutti i riferimenti e anche in sovrimpressione per comprare il libro e per seguire le prossime date di questo Schiavi in Tour che oggi ci proporrai in versione radiofonica, drammaturgica e anche ristretta. Certo, ristretta rispetto alle date che stai portando in giro. Sì. Che si sono arricchite, che comprenderanno prima o poi anche Milano naturalmente, oggi in radio, poi ad Ancona, ma ne parliamo poi magari alla fine, e poi a Verona. Ci sono queste le prossime sono date le prime segnate. prossime, sì. Si vedrà di arricchire anche il tour. Allora Max, io ti lascio subito la parola perché la lettura drammaturgica che io ho avuto il piacere di leggere in anteprima tanto tempo fa, a parte che è in continuo divenire, ogni rappresentazione è una cosa a sé, no? E, sì, cambia sempre. Cambia sempre e anche questa radiofonica è tutta diversa da quella che hai fatto nelle sedi teatrali che finora hai percorso, no? Quindi io mi tolgo subito di mezzo e ti lascio la parola, perché la prima volta che l'ho letta, dicevo, mi ha conquistato e quindi assisto in diretta e te ne ringrazio a questa rappresentazione non proprio drammaturgica teatrale, ma radiofonica, che credo possa essere molto stimolante anche per chi ci segue. A te la parola con il tuo Schiavi in Tour. Grazie. Solo due parole di istruzioni per l'uso, cioè io qui alterno brevi brani tratti dal libro e poi a composizioni, a poesie che però completano questi brani, che non entrano nel libro, ma che secondo me, nella mia intenzione, lo completano, lo arricchiscono ed entrano nello stesso discorso. Naturalmente in questo frangente privilegio più i tratti del libro perché non è un lavoro teatrale completo che dura più di 2 ore, e qui abbiamo il tempo e la dimensione è diversa. Quindi ecco, saltiamo un po' cercando di mantenere comunque un filo logico, e quindi così io parto. Uomo, sei solo, ti hanno promesso tutto e non avrai niente. O, come senti ripetere da chi ha il mondo, non possiederai nulla e sarai felice. Ti hanno trasformato in fantozzi. Ti sostituiscono ogni giorno un po' di più con l'intelligenza artificiale. L'artificiale sei tu. Ti hanno ordinato di essere libero, ma alle loro condizioni. Vivrai obbedendo ai demiurghi della scienza e della tecnica, senza i quali è impossibile che ogni cosa abbia nascimento. Non possiedi più un'ombra, ma quanto a felicità ritenta, sarai più disperato. E loro ti ammaleranno, ti culeranno, ti tracceranno, ti controlleranno, ti toglieranno la memoria, la fantasia, che è una gran brutta malattia. Uomo, sei solo con te stesso, solo come chi è sconfitto, come quelle meteore, pezzi di gas materiali che scivolano nell'universo usciti da chissà dove, diretti in nessun dove, destinati a consumarsi mentre passano, a polverizzarsi, a venire inghiottiti nel buio profondo nel quale viaggiavano. Ma non darti pena, non te ne accorgerai neanche più, perché l'obiettivo ultimo di questo discorso è toglierti l'anima, toglierti i sentimenti, toglierti la fede, toglierti la responsabilità. E allora mi viene da domandarmi che cos'è questa democrazia. È la domanda che io mi pongo in tutto l'arco del monologo teatrale. Che cos'è questa democrazia? Per esempio, l'ultima delle guardie municipali che può insultarti a volo. È incredibile, impensabile. Quando io crescevo, in una civiltà forse più onesta di questa. Quando è cambiato questo mondo? Io, dal mio letto di malattia, non lo riconosco, adesso che non ne faccio più parte. Lo guardo passare e penso che non mi appartiene più, comunque vada, che il mio tempo è finito. E mi ritrovo bombardati di belle norme, di belle parole, di belle formule ispirate alla libertà democratica, al rispetto inclusivo, per ritrovarci cosa? Ostaggi, schiavi di merda.
Il coprifuoco fu solo un debutto, come dicevano i rivoluzionari del 68, o meglio, fu un esperimento sociale per ridurre la società a panopticon, con l'ausilio della tecnologia del controllo. Questa democrazia di fatto, basata, dice Giorgio Bocca, sul movimento e sul mutamento più che sulle istituzioni, si è capovolta, rinnegata nel giro di pochi decenni. Adesso è democrazia autoritaria, delle istituzioni che ti negano i movimenti, i trasporti, cancellano i veicoli che ti avevano emancipato, ti impongono navicelle terrestri, elettriche, che però decidono loro come e dove andare. Il mezzo che porta a te, per quali percorsi è arduo e veramente terrificante immaginare. Finché un sindaco non decide che anche la navicella elettrica è troppo e ti imponi 30 all'ora, i 10 all'ora, i passi delle tue gambe. E questo ritorno della burocrazia autoritaria lo vediamo tutti i giorni. Oggi fanno una legge per cui noi, maschi, solo bianchi, solo italiani, solo occidentali, solo patriarcali, siamo mostri a prescindere. Un magistrato di tribunale che dice: per me, se una donna dice che ha subito violenza, la prova c'è già. Questo non è non è la burocrazia autoritaria? Un'altra volta prendono una famiglia che vive nel bosco e gli portano via i figli. Perché? Perché non vivono come è stato deciso che debbano vivere. Non ci si pone il problema se questi stiano sani o malati. Potrebbero, e allora siccome potrebbero noi ve li togliamo. Questo stato paternalista autoritario cresce tutti i giorni. Noi ci aspettavamo qualcosa di diverso, ma sta crescendo tutti i giorni e noi stiamo assorbendo tutto. Beh, non è questo il mondo in cui sono cresciuto, il mondo in cui mi aveva cresciuto mio padre. Proprio in questi giorni, giorno più, giorno meno, è il compleanno, il 18° compleanno della sua morte. Ora ho avuto conferma di quello che sapevo, ma che tutti rifiutavano intorno a me. Per te è finita, vecchio mio. È partito il conto alla rovescia. Se Dio vuole. Nessun volere può volere un così mare di sofferenza. Come un fuscello armato di mitezza ti batti contro il male. Tu, così insofferente, così eccessivo, contro te stesso resisti. Verrà anche il mio giorno e allora capirò se dei tuoi cromosomi sono degno. Ma non c'erò il tuo coraggio nella rassegnazione che non si arrende. Quando sto meglio, mi porti a fare un giro in Vespa? Spingo mio padre per le corsie di un ospedale. Scricciolo battuto su una carrozzina e capisco che oltre il dolore, la morte di un padre è uno specchio, è capolinea della vita, radice che si secca. Crolla come un muro questo rapporto tormentato con un padre che non ho mai capito, che non mi ha mai capito. Vai via e non posso più affidarti i miei giorni a venire, adesso che la tua complicità mi serve. Ritrovarti orgoglioso di me, unica terapia. Non ricordo più da quanto eri rantolo e strazio, lamento e disperanza, e in un attimo tutto è imploso. Presto sarai fotografia. Lo sei già per me. Da quanto non sento la voce che detesto, mi soffoca, ma è mia storia ed è rimasta solo eco di un eco. Già stai nelle braccia di chi non è più e ti ritrova. Questo concerto di piaghe non sei tu, sei il tuo fantasma, il ricordo della forza prepotente che eri. Solo la voglia di vivere non ti abbandona ancora e davvero non so come tu faccia. Spingo la carrozzina per una corsia infinita e mi pare di spingere me stesso. Se Dio vuole, abbiamo finito di litigare, vecchio mio. E senza figli mi sorprendo tuo padre. T'accarezzo la testa, ora lo posso fare. T'accarezzo la testa, in mano i tuoi capelli bianchi che mi coprono tutto. Smetti di rantolare, per favore. Smettila adesso, non ti posso sentire. Un ultimo sorriso, per favore. Non sono pronto. Non so come fare. E sei fotografia. La tua fotografia, se la nostra, è una piccola storia da libro cuore, patetica e crudele, che muore chiusa in casa in un giorno di sole. E poi, quando Dio vuole, raggiungi la tua morte e nel cuore mi scoppia la serenità resa.
Ho smesso di soffrire di colpo insieme a te. Volo via sul tempo insieme a te e tutto torna finalmente sul mare, come ieri bambino, e corro respirando, corro senza affanno, corro sorridendo nel sole del mattino, avvolto nella tuta che ha ancora il tuo profumo, e in tasca porto solo una fotografia. Dicono gli artisti stagionati e di fatiche onusti, rievocando i loro exploit: oggi un film, un disco così non me lo lascerebbero fare. Si celebrano ostentando mestizia, ma il canto dell'impotenza ha più torti che ragioni, visto che loro sono stati i primi ad adeguarsi, consegnandosi alla censura virtuosa, ammantata di valori pretestuosi. Se c'era qualcuno che poteva fare argine, erano questi, le vecchie glorie, invece hanno ceduto senza opporre resistenza. Danno i loro personaggi, le loro canzoni e le loro opere alla pubblicità. Si sono rincoglioniti e adesso di che si lamentano? Il risultato, ancora una volta, è una riscrittura di stampo totalitario delle forme espressive, del modo di fare arte, del senso stesso dell'umorismo, dell'ironia. È il regno del plagio, nessuno inventa più niente, perché si ha paura di inventare qualcosa. Ma non importa, tutto si copre di buio e mi subentra un torpore, una rilassatezza al cloroformio. Sto scoprendo che non mi dispiace, mentre torno a chiedermi: che cos'è questa democrazia? La libertà di farsi sfruttare come mai prima di adesso, ringraziando pure. Ho fatto di tutto in questo mestiere: il cane, il lupo, la iena, la troia, e non ho mai avuto un diritto. Mi prendevano in giro perché io il telelavoro l'ho inventato 35 anni fa. Mi prendevano per il culo. Adesso vado a trovare certi miei amici. Sono relegati nel telelavoro. Hanno sviluppato tutte le nevrosi, le depressioni, le fobie, le paure e non mi prendono più in giro. Questo diritto di starsene in casa in pigiama è l'ennesima prepotenza che conviene a tutti meno che a noi stessi. Io sono la ragazza lungo il viale, con un pacco di fogli tutti uguali, i volantini che urlano a colori 1000 cose che non comprerai. Ma tu non condannarmi nel silenzio, tu non abbandonarmi nel silenzio. Io sono la ragazza all'altro capo, con un sacco di nomi tutti uguali, coi numeri uguali sullo schermo, quelli senza faccia, senza tempo. Ma non mi giustiziare col silenzio, tu non mi scaricare nel silenzio. Io sono la ragazza col grembiule che ti porta il piatto ed il bicchiere. Esisto un solo istante, lo so bene, ma tu non mi sprezzare nel silenzio, non mi dimenticare nel silenzio. Sono quella dei 1000 mestieri, meno uno soltanto, quello no, ma tu non violentarmi di silenzio, non mi scaraventare nel silenzio. Anche quest'alba mi sono pettinata, mi sono truccata con vernice da poco. Ho trovato, miracolo, un sorriso e un selciato di passi verso il nulla. Ho paura quando riapro la porta. Ho paura quando la richiudo. Ho paura di credere infine che non vivo proprio come mi vogliono, che sono solo una granita di schegge, nient'altro che un gabbiano mutilato, la testa nella sabbia del silenzio. Che cos'è questa democrazia? E in essa che cos'è questa Milano senza anima? Una città senza anima e senza memoria, un coacervo di forze distruttive, in lotta perenne dove salgono come un'erba cattiva i grattacieli che fanno risparmiare spazio orizzontale. Ma a quale prezzo? Quello di una tribalizzazione mortificante. Più che in ogni altro posto, si respira qui un rumore di fondo incessante, vomitato da ogni autoradio, locale, centro commerciale. La voce del Maranza corretta in autotune, che altro non è se non il canto del muezzin, elettronico, post-atomico, ma inconfondibile. Una Milano da non vivere, dove per coprire gli affari
come diceva quel maneggione, basta una verniciata di sostenibilità, un non luogo dove niente si tiene più insieme perché non c'è più niente da tenere, una negazione di metropoli, dove, come dice il filosofo Zecchi, predomina l'anarchia, non esiste nessuna visione. Qui si può finire ammazzati come quella pensionata del Gratosoglio che usciva da un'opera sociale. Si può finire storpiati da 5 balordi che poi al telefono si dicono cazzo però dovevamo finirlo, dovevamo ammazzarlo. Quasi quasi andiamo in ospedale e gli stacchiamo i tubi. E se ci fate caso sono già stati epicizzati. Eroi negativi ma sempre eroi. Dicono no, non bisogna punirli, sennò diventano delinquenti. Ma più di così? Questa città io non la capisco più. Eppure mi resta poco da fare. Dove cresci lasci il cuore. Non la capisco più, ma è la mia. E se ci passo chiuso in un vagone, quel cuore sanguinerà ancora. E allora mi viene irrefrenabile una preghiera inutile. Signore, era qui il mio posto. Perché mi hai portato via da qui? Signore, il mio posto è qui per un momento, che ci passo, lo attraverso, è andato. Io giro, giro, ma non trovo pace. Ho fame di teorie d'asfalto, di questo squallore eccitante, forse più di allora. Questa solitudine affollata, declinata sottovoce al viavai di indaffarati anonimi puntati verso un nulla risolutamente attorcigliato, sotterraneo, estraneo. Passando mi vien voglia di buttarmi giù dalla prigione del vagone, da una vita che non vivo, e tu, Signore, dico a te, che fai? Mi guardi nell'inerme morire, interminabile morire di verme, ma io non voglio tornare per lasciare, ogni volta che passando mi infilo nella tua piccola casa alla stazione. Se tutto mi ricorda di me in te, al punto che non riesco più a parlare. Signore, confesso, non so amarti dove mi hai crocifisso una volta e per sempre, scaricato da un colpo di destino sulla spiaggia che risacca non traccia. Signore, non farmene una colpa. Guarda la mia fatica di giorni esangui, senza una ragione per varcarli, così affaticati da spaccare il cuore. Signore, come puoi essere così risoluto nel silenzio di un ritorno negato? Signore, perché non mi conosci adesso che il mio tempo si assottiglia e attanagliato l'amore si sbaglia così tanto da scorgere l'esito della paura di vedere lontano montagne d'ombre coperte dalla sera, dall'altra parte morta vita il mare. Signore, io ti chiamo e mi fai dubitare che altro esista oltre lo sperare, sempre più disperato che si spegne nel sogno che dall'incubo non desta. Signore, era qui il mio posto. So di dire una banalità, ma quanto è stupido l'uomo, criminale e stupido nel suo sterminarsi, invece di cogliere la poesia di un amore fragile e misterioso. Questi messaggeri, questi angeli che ci vengono spediti. E quanto è bestia l'uomo nel torturare i suoi compagni nati per amare. Nerino era nostro figlio e, mi crediate o no, ci ha salvati lungo troppi anni di sacrifici, di solitudine, di strazio. Non cercava altro spazio che un balcone. Noi eravamo il suo mondo dalla nascita e lui era il nostro mondo. 15 anni di intesa, di dialoghi, di abbracci,
i notti tra di noi, di amore. Certo anche gli altri, ma lui non era più un gatto e io nei suoi occhi ho sempre trovato la presenza di Dio. Quando ho dovuto portarla a sopprimere, mi sono spezzato, non ce la facevo e davvero non sapevo come fare senza questa creatura che capiva tutto e a tutto dava un senso, anche alla sofferenza, anche alla guerra contro il cancro. E non c'è più. E io sono fragile, confuso e disperato. Io spendo il mio Golgota. Questa cosa che leggo adesso è una ripresa di una ripresa. C'è un brano di Michel Houellebecq, tratto dalle possibilità di un'isola, dal quale Iggy Pop ha tratto una canzone che si chiamava Machine for Loving. Io l'ho ripresa questa canzone e ho riscritta in parte, quindi da Houellebecq a Iggy Pop indegnamente a Max, e si chiama Mistero d'amore però. 2 settimane d'agonia e il gattino muore, giusto dopo il tramonto. L'ho portato a sopprimere nella sera più lunga. C'era il sole sui balconi allegro. Lui sta lì disteso e si addormenta con gli occhi aperti. Non sai la pena, non arrivava a saltare. Sbandava lui così elegante. Fin dall'inizio non toccava più la sua ciotola, era pelle e ossa. Lo abbraccio, la zampa nella mano. Come ho fatto? Per 15 anni. Per qualche secondo mi ha fissato. Spossato, pareva scusarsi. Poi, placato, ha smesso di muovere le ossa. 2 minuti dopo esalava l'ultimo respiro. Siamo usciti sorretti nel pianto, nello sbando di chi ha perso tutto, seppellendolo già nel nostro Pantheon, vicino a quelli prima di lui. Scende la notte e sento chiamare. Dalla finestra vedo un micio uguale, abbandonato, tutto nero e occhi. Gli faccio un cenno e lui mi guarda per dire cosa aspetti. Così come sono scendo, lo raggiungo. Si lascia prendere nel modo che so già. Salta sul letto, si stiracchia vicino a me. L'amore è facile da dire, ma quasi sempre sta in una catena d'affetto. Tramite queste creature noi paghiamo pegno all'amore e alle sue possibilità. Cos'è un animale se non un mistero d'amore? Gli presenti un essere umano ed è quella la sua missione. E per quanto orribile, perverso, atroce o stupido possa essere quell'umano, l'animale lo ama. Il gatto lo ama. Non c'è ambito dove la smentita della democrazia predicata non appaia in modo bruciante. Se il cittadino schiavo si esprime sui social gli vengono tolti. Se esagera si vede piombare in casa la Digos. L'uomo incatenato alla tecnica, di cui parla Heidegger, scopre le sue catene di Jacob Marley e gode masochisticamente nel trascinarsene. Non ci rinuncia per nulla al mondo. Ma si può parlare di democrazia amministrativa se una città come Milano spreme ai suoi abitanti 210 milioni di multe ogni anno? In multe. 210 milioni. Se ogni angolo della metropoli è monitorato al solo scopo di derubare chi ci vive o ci passa. Tutti sanno che le pressioni scendono dall'alto, perché in Italia, e lo vediamo tutti i giorni, alcuni poteri sono virtualmente senza controllo e senza responsabilità. E allora di che democrazia parliamo? Ci conducono come manzi al mattatoio, dietro ricatti bestiali. Ci chiudono dentro, ci imprigionano. Poi ci dicono che dobbiamo vergognarci per esserci ammalati. Dobbiamo vergognarci per avere protestato libertà. Dobbiamo vergognarci per essere ancora vivi.
Che cos'è questa democrazia? Poi ci stanno quelli che non si chiedono più cosa sia democrazia, perché sono troppo impegnati a sopravvivere, perfino amando, se ancora ce la fanno. La gente povera è mite, non spacca le vetrine, non si sogna neppure, paga per chi lo fa. La gente vera non bara, non pretende o millanta, si accontenta ed è tutto, altro ruolo non ha. Non è qui per volare, deve stare schiacciata. Il sale della terra, lo sai, non sale mai. Coi diademi di carta non sarà mai regina. Lasciatela sognare per una sera sola. Comincia la mattina, si fa il mazzo una vita e quando arriva in fondo, che ha fatto? Non lo sa. Si spende i suoi Natali sognando altri Natali, feste calde imbiancate che non vengono mai. Si consola con poco, 2 stille di calore, una cena in famiglia, regali da buttare. La povera gente si sente padrona guardando un prato, poi smette di sperare, non pretende di più. Le basta un giorno solo, un giorno da leone, capita sempre agli altri, non è roba per lei. Se fa qualche cazzata, la pagherà una vita, non ha un'altra occasione, non ce l'ha avuta mai. La povera gente non sa, non conosce, non conta, è di destra e sinistra, in fondo è tutto e niente. La povera gente sente gli altri parlare, ma poi capisce a stento, non la fanno capire. E le rivoluzioni fatte tutte in suo nome, ma allora come mai non può mai comandare? La povera gente non sa quanti Van Gogh nasconde, ma è povera gente e basta, non può fiorire mai. Gente onesta, che paga, si fa sempre fregare, non tradisce, subisce, lascia per forza stare. Guarda quegli occhi umili di chi non ha altra scelta, la guerra di chi difende la propria dignità. Le hanno sempre insegnato, per tenerla accucciata, che la giustizia trionfa, la verità trionfa, e invece non è vero, non è mai stato vero, e c'è sempre qualcuno che pretende un perdono, che la gente concede perché è buona e ci crede, e poi non può far altro, è fatta per subire. Sciocca gente stravolta, dall'amore insistente, se vuoi insignificante, piccola e così grande. La povera gente studia di notte sul lavoro, ma è figlia di nessuno e non le servirà. Gente sfinita tu, con i sogni distorti, un'altra lotteria e la vita va via. Violentata e mostruosa, ora sfili in TV, una bestia da circo nella sua nudità. Ti fanno divertire la gente come te, mentre chi non lo è ti inganna, ti seduce e ti spolpa, ti prende e ti avvelena, ti rende prigioniera, ti uccide e già ti incolpa, ti ride e poi ti mente, ti lascia vergognare del tuo essere gente. Gente che riempie le chiese, sospetta serve a niente, allora non ci va più, sciopera con Dio, ma poi si sente in colpa, si sgomenta, si turba, presto ritornerà. Le hanno levato tutto, lasciatele una speranza, quella preghiera almeno, non spegnetela ancora. Gente, dagli amori mai nati, dai primati imbattuti, dai rimorsi sfiniti, fragile, dolce gente, scontenta, disillusa, cerca alibi, appigli, poi si guarda e si arrende. Passa le notti a chiedersi come sarebbe andata, giocando un'altra posta, nuotando un altro mare, ma non si dà risposta perché fa troppo male. Gente, povera, assurda gente, senza posto nel cielo, neppure sotto il cielo, che fa rima con niente. Però la gente povera nasce con dentro un Dio. Lo bestemmia magari, lo stropiccia anche un po', ma se lo porta appresso, dalla culla alla tomba, e quando viene l'ora, volano insieme via. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale, ciao amici e ciao a tutti, buona mattina, buon pomeriggio, sono Alberto Acerbi. Se qualcuno a Natale dice porco cane, sì, la Letizia non ne abbiamo già, siamo già quasi verso la fine, ve lo dico perché insomma permettetemi, dopo 35 anni che sono nel mondo dell'olio,
con qualche migliaio di famiglie. Cioè, noi sono a numero chiuso. Letizia 59 euro, ve ne ho parlato, una confezione bellissima. Ma però io devo fare il regalo al Sordo Tour. Al Sordo Tour, perché il Sordo Tour, insomma, voglio qualcosa di straordinario. Allora fai una bella cosa: chiedi informazioni per quanto riguarda la confezione che si chiama dono. Chiedi, chiama 030 68 40 408, tu non vuoi sbattimenti, hai ragione, chiami qui, dici mi spieghi com'è la confezione dono, o meglio ancora vai a vederla sul sito olioacerbis.com, vai, sezione natalizia, vedi la confezione dono e capirai che tu, mentre gli altri si rompono i marron glacé a girare su tangenziale, a litigare, coppie che saltano, psicologi che devono unire le famiglie distrutte per i regali di Natale, ma hai visto che il regalo non era bello, dovevi regalare questo, te l'avevo detto. Fai una bella cosa, relax 030 68 40 408 oppure tramite il nostro sito olioacerbis.com, vedi tutto, già che sei lì magari buttaci dentro qualcosa tipo 3 bottiglie di olio, 6, quello che vuoi. Ciao, alla prossima, vi voglio bene. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Dove sta il difetto capitale delle nostre democrazie così malate, così ridotte al lumicino? Sta nel fatto che tutte le sue logiche sono regolarmente imposte con l'arsenale di una comunicazione nella disponibilità della finanza, ma del tutto sfuggita alla verifica democratica della verità e della responsabilità. Oggi regna l'irresponsabilità, più un irresponsabile, più a riscontro. Viene cooptato, viene messo nei media, viene messo in politica. Dai i numeri, fai il TikToker, entri, no? E la irresponsabilità e la vanità. Una vanità stupida, pervasiva, come nel roman de Fauvel, dove l'asino re e vanagloria generano innumerevoli somarelli destinati a rovinare il mondo. Ogni abominio diventa normale, perché, come disse Dostoevsky, se Dio non esiste, tutto è permesso. La capillare organizzazione di ogni cosa, senza spazi vuoti, resa possibile da una tecnologia del controllo e del consenso mostruosa, stravolge ciò di cui parla Lacan nel discorso del capitalista, per cui l'essere umano può trovare salvezza e felicità solo attraverso il consumo. Oggi il capitalismo prevede l'appagamento in un misticismo penitenziale. Non avremo niente e saremo felici. Ci salveremo? Me lo chiedono, forse, dico io, ma a carissimo prezzo, cioè quello di modificarci geneticamente. Non saremo più umani, saremo protesi di macchine. Già adesso si vede, la società degli onesti è quasi completamente sparita, non nel senso che gli onesti non ce ne siano più, ma si nascondono. Cioè hanno paura a passare da onesti perché passano per deboli. Bisogna dimostrare che noi non ci fermiamo davanti a niente, a nessuno, che siamo più carogne degli altri. Questo è quello che ci sta capitando. E non ce ne accorgiamo, forse ce ne accorgiamo, ma insomma tutto assume i contorni di un rassegnato, desolato capolinea. La fine del viaggio. Di Giorgio Caproni, congedo del viaggiatore cerimonioso. Amici, credo che sia meglio per me cominciare a tirar giù la valigia, anche se non so bene l'ora d'arrivo e neppure conosca quali stazioni precedano la mia. Sicuri segni mi dicono, da quanto m'è giunto all'orecchio di questi luoghi, ch'io vi dovrò presto lasciare. Vogliatemi perdonare quel po' di disturbo che reco. Con voi sono stato lieto dalla partenza e molto vi sono grato, credetemi, per l'ottima compagnia. Ancora vorrei conversare a lungo con voi, ma sia.
Il luogo del trasferimento lo ignoro, sento però che vi dovrò ricordare spesso nella nuova sede, mentre il mio occhio già vede dal finestrino, oltre il fumo umido del nebbione che ci avvolge, rosso il disco della mia stazione. Chiedo congedo a voi, senza potervi nascondere, lieve, una costernazione. Era così bello parlare insieme, seduti di fronte, così bello confondere i volti, fumare, scambiandoci le sigarette, e tutto quel raccontare di noi, quell'inventare facile nel dire agli altri, fino a poter confessare quanto, anche messi alle strette, mai avremmo osato un istante, per sbaglio, confidare. Scusate, è una valigia pesante, anche se non contiene granché, tanto che io mi domando perché l'ho recata e quale aiuto mi potrà dare poi quando l'avrò con me. Ma pur la debbo portare, non fosse che per seguir l'uso. Lasciatemi, vi prego, passare. Ecco, ora che essa è nel corridoio, mi sento più sciolto. Vogliate scusare. Dicevo che era bello stare insieme, chiacchierare. Abbiamo avuto qualche diverbio, è naturale. Ci siamo, ed è normale anche questo, odiati su più di un punto e frenati soltanto per cortesia. Ma cosa importa? Sia come sia, torno a dirvi e di cuore grazie per l'ottima compagnia. Congedo a lei, dottore, e alla sua faconda dottrina. Congedo a te, ragazzina, smilza, e al tuo lieve afrore di ricreatorio e di prato sul volto, la cui tinta mite è sì lieve spinta. Congedo militare, o marinaio, in terra come in cielo ed in mare, alla pace e alla guerra. Ed anche a lei, sacerdote, congedo che m'ha chiesto se io, scherzava, ho avuto in dote di credere al vero Dio. Congedo alla sapienza e congedo all'amore. Congedo anche alla religione. Ormai sono a destinazione. Ora che più forte sento stridere il freno, vi lascio davvero, amici. Addio. Di questo son certo. Io son giunto alla disperazione, calma, senza sgomento. Scendo. Buon proseguimento. Quando mi hanno trovato un linfoma, un cancro del sangue, stavo dietro un articolo e ai medici preoccupati ho detto: scusate, potete aspettare un attimo che trovo il finale? Loro mi hanno guardato con la pietà che si riserva ai malati mentali, ai mentecatti, ma io stavo già cominciando a difendermi. Non ho mai smesso di scrivere, le interminabili e all'inizio terrorizzanti chemioterapie le ho assorbite così, scrivendo, lavorando. Ma attraverso la malattia qualcosa è cambiato. Il senso da dare a questo mestiere che è stata tutta la mia vita. Adesso quel senso non c'è più, non lo trovo più. Completamente perduta la convinzione di servire a qualcosa nel controverso gioco democratico, di esistere come un soggetto che merita di esistere. Ho chiesto a Renato Zero come avesse fatto a risorgere tante volte dalle sue ceneri senza perdere entusiasmo e carisma. Fottendomene, mi ha risposto. Aveva ragione, ma io, nella vita di prima, nelle gabbie di prima, non riesco più a starci. Ho visto in faccia gli occhi della morte e il suo sguardo non mi è piaciuto affatto. Ho deciso quindi di continuare a vivere, se questo può chiamarsi vivere, ma pur di raggiungervi una volta ancora per gridare questa mia disperazione. Non è vero che poi cambia tutto, che ne esci diverso, che sei nuovo, un nuovo te, fresco come un fiore di campo, dritto il gambo nel sole. Queste sono cazzate. Semplicemente non te ne frega niente. Più niente
desolatamente. È tutto asciutto e tu non sei più tu. È tutto asciutto, le borse sotto gli occhi, il dolore nelle ossa, la rabbia, l'impazienza e non ti frega un cazzo di chi ti vede coi suoi occhi e spiega. Ma che vuoi spiegare? Prima prova che vuol dire non salire le scale. Dopo quel mensile sgocciolare come i 4 soli di John Adams. Non è neanche vero che impari a capire, a perdonare, ad accettare gli altri e te stesso e il cancro e la rovina e Dio. Asciuga tutto, dal passato al futuro, l'attesa, l'orrore, la stanchezza cronica, la colpa, il peccato, l'espiazione, la pace, l'estinzione, e nei tuoi occhi vitrei, a volte fissi, Dio non c'è più. Non sei nuovo, non sei meglio, non sei. O sei un uomo piccolissimo fra tutti gli altri uomini, offeso e negletto, senza redenzione. Asciuga tutto, il senso delle cose tra la vita e la morte. È tutto vuoto, vuoto, vuoto come quello che ho perduto, vuoto come quello che ho trovato, come i miei occhi fissi che dicono è lo stesso. Grazie a chi ha ascoltato. Grazie a te, Max. E adesso facciamo una piccola pausa. Poi vorrei, se sei d'accordo, anche sentire chi ci ha seguito. Senza ordine, senza. Devo solo fare una piccola precisazione, un Sì. credito. Questo verso, un uomo piccolissimo fra tutti gli altri uomini, che ho infilato nella poesia, è tratto da un brano musicale di un gruppo di Milano che si chiama Canaan. È un gruppo sperimentale, sono spettacolari. Mauro, il mio amico, mi ha fatto l'onore di cedermi questo verso che entrava in questa cosa che avevo da dire. Cercate Canaan in giro sui social eccetera, non ve ne pentirete. Cerchiamolo su Spotify. Intanto volevo coinvolgere chi ci ha ascoltato, chi ci stava seguendo, chi ci ha seguito, senza un ordine preciso. Come vi viene, se volete intervenire, 02 92 94 72 22 per intervenire in diretta. Oppure, se volete partecipare tramite WhatsApp, 340 6709 659 per chi vuole mandare dei messaggi da meditare fino alla fine. Grande, ti auguro l'infinito, scrive un ascoltatore o un'ascoltatrice, sto leggendo adesso. Stavo passando con Pierangela da Milano, con il motorino davanti a quei grattacieli verso il nulla, e ascoltandoti mi scendeva una lacrima che si è gelata. Grazie Max, scriveva Pierangela poco fa. Sto piangendo dalla commozione per quelle meravigliose parole sul papà, e proprio per questo mi ha fatto piangere pensando alla meraviglia che era il mio papà. Grazie, è sempre meraviglioso ascoltarlo. Un'ascoltatrice di Torino scriveva questo alle 10:23. Bravo Max. Paolo da Valenza, mi permetto di darti del tu perché le tue parole mi sono arrivate nell'animo, banalmente mi fanno riflettere, unendo i tuoi pensieri e le tue sensibilità alle mie. Grazie, ti abbraccio. Allora, il campione è diciamo un campione, se vogliamo, parziale, no? Quello di chi ci scrive. Poi ci sono arrivati altri messaggi, adesso li vado a leggere. Cosa dire? Scrive semplicemente Giovanni, senza dire altro, senza scrivere altro. Mi hai ammazzato. Un abbraccio, Walter. Mi hai fatto piangere. Grazie. Un altro messaggio. Mi tocca sempre il cuore, Max. Gli occhi si riempiono di lacrime e non ci sentiamo soli. Non è poco, questo è bello. È proprio anche. Sono tutti belli. È tutto quello che è anche questo è una delle cose che avevo provato semplicemente leggendo. Adesso che sono qui al tuo fianco è ancora un'altra cosa. Parole che toccano il cuore, scrive Battista. Dicevo, mi sembra un campione molto, per quanto parziale, rappresentativo,
Max, te hai girato anche, girerai ancora per teatri, per luoghi dove arrivano persone, anche mi avevi raccontato in posti improbabili, no? Tu dici a un certo Molto punto, mi hai detto, lontani, guarda, sì, sì. mi sono anche meravigliato del fatto che Sì. in alcuni dei posti dove sono stato siano arrivate delle persone, non né poche né tante, ma che siano semplicemente arrivate delle Sì, persone, perché che non è poi erano facile, tante sì, alla che poi fine. erano tante. Eh. E devo dire che queste persone, guarda lo spam, vedi, maledetto spam, poi dicono che l'agenzia, la cosa, l'authority, vabbè. E devo dire che no, è la partecipazione. Sono tutti belli questi messaggi. Qui naturalmente io ho letto mezz'ora, ma il discorso nel monologo teatrale, teatro così è molto più articolato e assume anche un altro senso, quindi la mia speranza è quella di ritrovare poi la gente a venire, perché succede sempre qualcosa. Io volevo tanto fare questa cosa, quando ero malato pensavo che non avrei più potuto farla, che non sarei vissuto per farla. Ora mi ritrovo a farla su un palco, su quell'altro, e però mi accorgo che questa mia ambizione in realtà viene messa in sfondo, perché invece mi capita di ritrovare gente che magari non vedevo da 30 anni. Mi portano cose che hanno fatto parte della mia storia, della mia vita 35 anni fa, dipinti, testimonianze. È come se ogni data avesse un senso che io non calcolavo, e ogni volta che io vado via mi sento una voce dentro che mi dice: "Hai visto, coglione, tu credevi di fare queste cose per la tua vanità. Invece io ti porto, vieni trasportato da tutt'altra parte, perché questo è quello che succede". Quindi io spero che continui. Sì. Anche questa mattina per me è stata importante, perché questi messaggi qua poi non sono scontati. Già farlo in radio è più difficile, non c'è il pubblico, non c'è la dimensione, però quando poi vedi, alcuni ho ripensato alla mia vita. Scrive Mary, sì. Questo è per me, cioè la cosa che questa è la terapia. E c'è fame però di questo, capisci? Ma C'è sai, voglia, c'è desiderio. Alla fine, io mi sono rotto i alla coglioni. fine diciamo questo. Allora, il libro è tutto ancora un'altra cosa, no? Sì, il Perché ha libro una è una caratura cosa più civile, politica, certo, politica. però io non volevo fare le solite Però presentazioni. da quel Io libro volevo fare lì, un monologo, volevo tirar fuori da quel libro lì è venuta fuori questa cosa qua, che secondo me è ancora più piena di vita, no? Di vita io in volevo tutte le essere sue sfacciato, sfaccettature. volevo parlare di un gatto che muore, va bene? Ce Non lo l'hai so se fatta. c'è bisogno io, perché mi sono rotto i coglioni di parlare di tutte le cose sempre che ha fatto la Meloni, che ha fatto la Schlein, che ha fatto il tribunale. Io voglio parlare di un gatto che a me m'ha aiutato quando stavo morendo e l'ho dovuto portare a Il sopprimere. tuo Nerino. Eh. C'è una telefonata allo 02 92 94 7222, abbiamo pochi minuti, ma chi vuole può intervenire. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Adriana. Non dico quello che ho provato, perché l'hanno già detto, l'hanno già scritto in parecchie persone. È stata veramente una testimonianza toccantissima, e difatti la mia proposta è questa. Max, è possibile averti nel nostro teatro De Silva di Rho? Io farò di tutto perché ti contattino. Se Assolutamente. non ce la farò, non sarà colpa mia, purtroppo ci sono scelte politiche. Io lo capisco questo. Ecco, però questo non è un io monologo ne parlerò. politico, questo bisogna sapere, cioè è un monologo che parla della società e tutto, però questo è un monologo di sentimenti, di morte, di vita, certo. perché la gente spesso quando poi mi sente il mio nome, ah no, questo guarda, quello rompe i coglioni coi vaccini, non lo vogliamo, ma non è così. Guarda, io a Rho ci verrei subito. Persone sensibili, non ti prometto niente perché so con chi ho a che fare, però se anche tu riuscissi ad avere dei contatti, è il Teatro De Silva nuovo di Rho, provincia di Milano. Io vado sempre dove caro. mi invitano. Ciao, grazie cara. Grazie. Puoi lasciare Grazie. il tuo numero in regia, così ti contatto anch'io, ci teniamo in contatto. Ok, d'accordo. Lascia il tuo numero alla regia, grazie. Tutte le mie date nascono da occasioni come questa. Grazie mille. Ciao caro, Ciao. Scrive Gio di Torino: un grande Max, mi ha commosso facendomi pensare al mio passato, il presente e chissà cosa mi riserverà il futuro. Grazie ancora. Grazie a chi ha ascoltato. Cioè io non do mai per scontato neanche un messaggio.
È la cosa più difficile questa qui. No, ma sai cos'è? Allora, io Poi dicono, ma letto, questo rompe i coglioni, parla no, del ci padre siamo... morto, parla del gatto, parla degli animali. Qui il paese va a rotoli, ma io sono 35 anni, mi sono stufato di dire che il paese va a rotoli. Poi il paese va sempre a rotoli, appunto, se la cava in un modo o nell'altro, appunto, la cazzo di cane. Poi... A me preme questo, ho 61 anni, sono vivo per miracolo. Mi fate dire quello che c'ho dentro. Che è la cosa più importante, secondo me. Anche io... Ma se poi la gente dice, tu hai parlato, io ogni volta che parlo di mio padre morto, viene qualcuno e dice, mio padre è morto uguale. Certo. E allora che si cerca Quella è più di questo? È la vita vera, no? Per me questo è essere trasgressivo. Quell'animale Questo che abbiamo è fare la qui in studio. rivoluzione. Cioè, no le chiacchiere, no andare a parlare di discopate in giro. Per me essere trasgressivo a questo punto è questa roba qua. Non la fa più nessuno, no? Lo dicevi tu. No, e poi io quello che ci siamo imparati a conoscere in fondo quant'è? L'ultimo anno, 1 anno e mezzo, non lo so, non so neanche più quantificare il tempo da cui ci conosciamo veramente, no? E ci frequentiamo e ci scambiamo anche fuori. Caffè e latte. Anche da fuori da qui ci scambiamo opinioni. Certo. Il bello di quello che ho ritrovato in te, anche come amico, come collega, è che sei esattamente la stessa persona quando hai davanti un microfono, Sì. quando reciti a teatro, quando racconti le tue cose in un monologo, quando scrivi e quando si parla privatamente. Non c'è nessuna differenza fra quello che è Max del Papa qui e fuori di qui e altrove. No. Millantarsi, ma sai che però tirarsene non è una faticoso. cosa tanto comune. No, tu lo lo sai meglio di me perché ne hai visti ancora di più. Ma diciamo, infatti di personaggi. nel monologo in questo si parla anche di questo, dei giornalisti che oramai non recitano più, sono diventati quello che recitavano. Sì, anche nel libro. Sì, e quindi no, cioè, è troppo faticoso per me. Poi io non sono nessuno, quindi non ho un personaggio da difendere. Però tu hai la libertà. Te la sei guadagnata, te la sei coltivata, protetta, difesa. È una benedizione da scontare. Ti ha fatto del male questa libertà, ti ha rovinato, diciamo, sì. però sei libero, capisci? E non è una cosa da poco, secondo me. Non si è mai completamente liberi. E lo si sente da quello che scrivi, da quello che dici, da non si è mai come lo completamente liberi. Diciamo che se mi gira di mandare a fanculo qualcuno, e succede sempre, anche importante, la libertà però che mi possono fare? Libertà espressiva, non ho più niente da perdere. Quella ce l'hai, mi spiace, ma quella ce l'hai. È una cosa che ti sei coltivato, che ti ha fatto anche del male, ovviamente, che ti ha nuociuto in non poche occasioni, ma ce l'hai. Allora, ci sono altri messaggi, non so se ci sono altre telefonate, ma abbiamo tra l'altro pochi minuti, adesso sono le 10:53. Se riesco a riattivare questo dannato mouse, adesso sì. Allora, che emozione ascoltarti, Max. Grazie, Luciana da Muggiò. Max, cosa dire? Si è sentita la tua anima, scrive Monica, la gentilezza delle tue parole, la nostalgia dei ricordi, la forza della vita. Ecco, questo è alla fine, no? Uno è vita questa qua che racconti. Sì, anche se è una vita che era al lumicino, perché io gioco forza, devo parlare anche di quello che succede con una malattia che ma la cambia. cosa miracolosa è che anche parlando della morte di tuo papà uno sente la vita, perché la vita è fatta anche di quello, primo, penso, e poi perché c'è comunque una umanità, un calore che riscatta anche la morte, che in qualche modo, che fa tua anche la cosa orribile, orrenda, le cose orribili, che fanno parte magari anche della vita stessa che si è svolta prima, però in quel momento lì tu fai parte di un flusso di vita che anche nel dolore ti vivifica, non so come dire, no? Ti rende una persona, un uomo, un essere vivente, un essere umano. Questa lettera a mio padre, io l'ho letta per la prima volta 18 anni fa, quando lui era in agonia. Andai a fare una data a Padova con Paolo Benvenu e la lessi che lui era ancora vivo, e poi mi fermarono a dormire dove era un centro sociale che adesso non c'è più a Padova, e io andrai a dormire su un letto, e in quel letto c'era una radio nella testiera, che c'era quel gusto orrendo anni 70 della radio nella testiera del letto, marca Eurofon. Mio padre era esclusivista per la Eurofon, quella radio lì l'aveva messa lui con i suoi componenti elettronici. Tu pensa? Quel letto ha girato 7 mari, sono tornato, dopo poche ore lui è morto. Questo è. Claudia da Bergamo, buongiorno Radio Libertà, ringrazio moltissimo Max per le sue toccanti parole, forte forte con un bel cuore rosso nel anche messaggio uno che di parlava Claudia. di animali, di gatti, se non sbaglio. Aspetta che lo recupero. Allora, Luciana,
Aspetta, salvo gatti dalla strada e vedo tanta umiltà in loro. Parlo con gli animali più che con le persone. Quanta ragione hai, quanta ragione, tanti davvero, grazie. Enrica da Como, una gattara si definisce, sto piangendo ancora, ti voglio bene. Grande Max, eccolo il messaggio che avevo saltato. Allora, Vittoria Monza Brianza, grazie al direttore Cainarca che ci regala una persona come Max Del Papa ogni giovedì. Un forte abbraccio. Ma sai, io c'ho solo loro. Io ho solo loro. Non c'ho nessuna sovrastruttura, non ho nessun manager, non ho nessun santino, non ho nessun politico, non ho nessuna che mi raccomanda. Ci sono loro e se loro mi chiamano io vado dove mi chiamano. Non è per niente poco, non è per niente poco. Io una presunzione però ce l'ho di essermi meritati, di essermi guadagnati. In 35 anni. E in fondo te lo scrivono le persone normali, comuni, diciamo, no? Non il pubblico. Questo non è il pubblico, queste sono persone. Sì. Queste sono persone, non è il pubblico. No, non è un pubblico, sono persone. Poi ci può anche litigare, però io fregature non ne passo con le mie parole. E quindi questi poi sono i risultati. Non vado a fare la scimmia in giro, la scimmia ammaestrata, capito? Beh, guarda, in questo momento sto pensando che tutto sommato anch'io ho avuto la stessa fortuna, perché in tanti anni qua ho incontrato persone, perché non è il pubblico, non ho mai parlato al pubblico, ma ho cercato di parlare a tanti individui, persone, uomini, donne, ascoltatori, ascoltatrici. Caro Max, me la stavo perdendo pure questa, da portatore di handicap ho provato e ho compreso il tuo grido composto e profondo, scrive Gianluca. Hai ragione nel dire che le nostre vite sono espressione di rivoluzione. Un abbraccio. Guarda che messaggio meraviglioso. Con parole vere che hanno un significato. Anche rivoluzione questa ha un significato dentro questa frase che ha scritto finalmente ha un significato autentico, perché è talmente inflazionata questa rivoluzione del cazzo. Appunto. Allora, Max, io chiuderei qua e chiudo ringraziandoti. Mi associo a quelli che hanno scritto io i ringrazio messaggi. te e voi per questa opportunità che non è mai scontata, insomma. Cioè, io stamattina sono riuscito a fare un teatro diffuso, non posso chiedere di più. Beh, Max, grazie a te. Un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito e grazie a Simone e Simone in regia.